Centro Orizzonti del Vino è una manifestazione improntata all'enoturismo in questi territori tra Asolo e Montello. È la sua terza edizione, quest'anno ci aspettiamo oltre le 500 presenze, visti i numeri di quelli che si sono già prenotati. Il meteo sarà anche dalla nostra parte e avremo modo in quella giornata di far conoscere le nostre cantine, perché il nostro scopo non è andare in piazza a presentare i prodotti, ma noi vogliamo che il turista, che l'avventore, che l'appassionato venga a visitare le nostre cantine, che non sono solo degli opifici, non sono solo dei laboratori o dei luoghi di produzione, ma oggi le nostre cantine, i nostri frantoi, perché abbiamo anche i produttori di olio, sono delle vere e proprie aziende che fanno anche turismo, dove si può vivere un'esperienza turistica, enogastronomica, un'esperienza del mangiar bene. Oltre a questo abbiamo anche i ristoranti, 16 ristoranti hanno aderito a questo progetto e tutto il weekend dall'1 al 3 maggio proporranno piatti tipici ma accompagnati ad un calice di vino del territorio, quindi o l'Asolo Prosecco superiore di OCG o la DOC Asolo Montello o il Montello Rosso di OCG. Infine questa nostra partnership anche con il mondo del museale e quindi ricordo la Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, il MEVE a Montebelluna assieme al Museo Civico di Storia Naturale, Villa Sandia a Crocetta che è un'azienda vitivinicola ma è anche museo, la Palladiana Villa di Maser, patrimonio UNESCO, sono siti culturali dove il turista può fare un'esperienza durante tutto quel fine settimana ad un prezzo ridotto, con un biglietto a prezzo ridotto se ha già acquistato e parteciperà alla nostra esperienza del fine settimana. È un evento ormai iconico, giunto alla terza edizione, che vede il sostegno della provincia di Treviso in maniera determinata. Un evento che rappresenta il successo di un sistema territoriale fatto di associazioni di categoria, produttori locali e tanti volontari. Un sistema che ha prodotto 300.000 visitatori solo l'anno scorso, quindi una storia di successo che come provincia abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare. Con grande onore andiamo a patrocinare questo evento che sta diventando di grandissimo successo. Noi crediamo moltissimo nella comunità, nel territorio del Montello e dell'Asolo e crediamo che questo proprio rappresenterà un laboratorio a cielo aperto da portare in giro per tutta la provincia, non solo. Quindi per noi questo è un momento di grande sostegno, ma in realtà anche di grande formazione per tutto il mondo della ristorazione. Noi come ristoratori e la strada siamo uniti in questo sviluppo grazie all'enogastronomia, dove il mondo della ristorazione, grazie ai prodotti che noi assimiliamo nei nostri piatti, li abbiniamo al vino dell'Asolo Prosecco, perché noi vogliamo, oltre alla carta dei vini, sensibilizzare la nostra clientela nel conoscere le nostre realtà.